Da Quinto Comiliter Padova, ad Stat Esercito Operazioni Roma. Seguito comunicazione telefonica, ALT. Attore 21 circa, Friuli è stato interessato a serie violente scosse telluriche con epicentro in corso definizione, ALT. Sunt in corso operazioni intese a accertare entità danni che appaiono ingenti, specialmente corrispondenza zona Gemona, ALT. Primi reparti soccorso sunt già in zona, semi-ALT. Rimanenti reparti allarmati per interventi immediati, ALT. Riserva ulteriori notizie. Fine. Sin dalle prime ore del tragico evento, soldati della Mantova, dell'Ariete, alpini della Giulia, genieri del Quinto Corpo d'Armata, con attrezzature da lavoro, decine di automezzi, si portano sui luoghi del disastro, i cui confini di ora in ora diventano sempre più vasti. Ha così inizio una gara di solidarietà umana che senza bisogno di troppi ordini vede ancora impegnati soldati di tutte le armi e specialità. Alle prime luci dell'alba, al limite della sicurezza, gli aerei e gli elicotteri dell'aviazione leggera dell'esercito sono già in volo. Ai comandi giungono così via radio le notizie sulle dimensioni del disastro e vengono diramate le disposizioni iniziali. Ad Osoppo, Gemona, Benzone, Maiano, Buia, Artegna, Montenars, Tarcento, Tricesimo e in altre troppe località del Friuli sono gli stessi soldati delle caserme disastrate a fornire i primi aiuti alle popolazioni. I piloti, molti sono friulani, tornano a terra stravolti dalla fatica e dalla tensione, con gli occhi arrossati, increduli di ciò che hanno visto. Già nella notte sono state attivate le sale operative delle grandi unità interessate e dello Stato Maggiore dell'Esercito. Con il passare delle ore, l'intervento si fa sempre più massiccio. L'organizzazione dei soccorsi viene completata per effetto dell'entrata in vigore delle misure previste dal piano di intervento in pubbliche calamità. Pianificazione questa estesa sino a livello battaglione e continuamente aggiornata. Si realizzano così una serie di affiancamenti ai vari livelli tra le autorità civili e i comandi militari. Le informazioni che giungono con continuità alle sale operative consentono di individuare e delimitare la zona disastrata e l'attivazione da parte del Quinto Comando Militare Territoriale di 3 settori di intervento, Udine, Pordenone e Carnia, affidati rispettivamente alle divisioni Mantova, Ariete e alla Brigata Alpina Giulia. Ai responsabili dei soccorsi si presentano situazioni sempre più drammatiche. Una regione sconvolta, centinaia di morti e feriti, migliaia di senza tetto che necessitano di cure sanitarie, viveri, di un ricovero per la notte e di un riparo per il tempo inclemente. Per il coordinamento di tutte le attività di soccorso viene nominato un commissario straordinario del governo per il Friuli, l'onorevole Zamberletti, e 3 subcommissari, i prefetti di Udine, Pordenone e il generale Mario Rossi, comandante della Mantova. Per assicurare tempestività e aderenza all'azione di soccorso nascono i centri operativi di settore, COS, veri organi collegiali in grado di provvedere alle necessità delle popolazioni loro affidate. In questi centri, a San Daniele, Maiano, Tarcento, Cividale, Resiutta, Gemona, Tolmezzo, Osoppo e Spilimbergo operano in stretta collaborazione ufficiali dell'esercito, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, amministratori locali, rappresentanti della prefettura, autorità sanitarie, funzionari regionali e del genio civile. Contemporaneamente anche l'organizzazione centrale assume una fisionomia ben definita. La sala operativa dello Stato Maggiore dell'Esercito si trasforma in centro operativo interforze, COI, con l'inserimento dei nuclei dello Stato Maggiore della Marina e dell'Aeronautica, mentre è assicurato il collegamento con la sala operativa del Ministero dell'Interno. Viene così reso possibile l'afflusso, lo smistamento e la distribuzione di ingenti quantitativi di materiali di prima necessità. A tal fine vengono costituiti dei centri raccolta e smistamento materiali a Istrana, Campoformido, Casarsa, Udine, Palmanova. Personale, tecnici, attrezzature vengono fatti affluire in zona da ogni parte d'Italia e anche dall'estero. All'esercito, oltre agli interventi di emergenza a giro d'orizzonte, viene commesso il compito di provvedere al vettovagliamento e al ricovero sottotenda della popolazione, oltre alla viabilità e ai trasporti. Sorgono le tendopoli, oltre 270, dove si cerca di far rinascere la vita comunitaria, mentre i reparti e comandi di ogni livello sono innescati da una serie di esigenze che vanno dal latte per neonati ai materiali da costruzione.
Si individuano e collaudano nuove procedure, in particolare per il servizio viveri, che interessa circa 75.000 persone. Le richieste delle tendopoli arrivano ai COS e da questi al comando della divisione Mantova, che provvede alla richiesta alla prefettura per gli acquisti dal commercio e al centro raccolta e smistamento della caserma Cavarzerani di Udine, trasformata in un immenso supermercato. Lunghe teorie di automezzi trasportano giorno e notte il loro carico verso le tendopoli, dove deve giungere anche l'acqua potabile e quella per i bagni campali, il materiale per le disinfezioni e il vestiario. Per lo sgombero dei feriti vengono utilizzati tutti i mezzi. Insostituibile l'opera dei sanitari civili e militari accorsi di propria iniziativa nelle località più colpite e negli ospedali. Continua intanto, incessante, con ogni mezzo, l'opera di scavo tra le macerie, pur con il pericolo di nuovi crolli. Quanti militari, in quei momenti tragici, in comunione con le forze di polizia, i vigili del fuoco, i volontari, hanno scavato per ore ed ore, rifiutando il cambio o anche la sosta per il rancio, perché da ogni cumulo di macerie poteva ancora salvarsi una vita. Ma la voce del terremoto si fa di nuovo sentire ed è necessario anche reperire e predisporre zone di ricovero d'emergenza. Nascono così gli ospedali da campo e le infermerie sottotenda. Spesso il lavoro frenetico del salvataggio dei vivi è interrotto da quello mesto del trasporto dei morti. Nel Friuli esiste un grande comune senza limiti topografici ben definiti. Un comune che si chiama Iulia, la brigata alpina cara al cuore dei friulani. Anche questa volta, come in guerra, la sorte si è accanita contro gli alpini, stroncando giovani vite e distruggendo molte caserme. Ancora una volta, però, la Iulia è chiamata a scrivere la sua storia da leggenda, fatta di eroismo, sacrificio e generosità. Gli alpini, che in Friuli sono di casa, hanno avuto appena il tempo di accertarsi delle condizioni dei loro cari, spesso sinistrati, che sono partiti per l'opera di soccorso in mezzo ai loro fratelli. La notizia della catastrofe si è sparsa rapidamente in Italia e all'estero. Sin dalle prime ore centinaia di telefonate si riversano sui centralini dei comandi e del Ministero Difesa. Presso lo Stato Maggiore dell'Esercito entra in funzione un centro informazioni telefoniche per fornire notizie ai congiunti dei soldati che operano in Friuli. Per il ripristino del tratto di ferrovia del materiale che porta per avvisare sulla Mantova. Allora guardate che poi per aiutare la soluzione.
ponte aereo con velivoli dell'aeronautica, dell'esercito, della marina, delle nazioni alleate e amiche, convogli delle forze navali, provvedono al trasporto di migliaia di tonnellate di ogni tipo di materiale. Le caserme sono il naturale punto di riferimento per le popolazioni. In esse e nelle immediate vicinanze sorgono le prime tendopoli e i primi centri operativi di settore. L'aspetto igienico-sanitario delle popolazioni costrette a vivere in condizioni di estremo disagio, le visite mediche, i servizi igienici, i bagni campali, la disinfezione delle tendopoli, sono tutti problemi che vengono portati a termine con la proficua collaborazione delle autorità civili e militari. Le basi di Istrana, Campoformido, i centri di Casarsa e della caserma Cavarzerani in Udine sono i polmoni di questa grande organizzazione logistica. Verifica del quantitativo della merce, impiego dei nuclei antisofisticazione per il controllo della sua qualità, la composizione dei carichi e il loro trasporto sino alle più lontane tendopoli. Queste le fasi della frenetica attività nei centri raccolta e smistamento materiale. L'urgenza del rifornimento, la impraticabilità delle strade a motivo delle frane, il desiderio degli abitanti di non abbandonare la proprietà anche se distrutta e il bestiame, che spesso costituisce l'unica ricchezza rimasta, richiede un frequente impiego di elicotteri. Il rumore di queste preziose macchine, veri angeli custodi, accompagnerà sempre tutte le vicende delle popolazioni, risolvendo una grande quantità di problemi. Preziosa anche l'opera delle unità delle trasmissioni nel collegamento dei centri di soccorso e delle località isolate, nell'attivazione di ponti radio e per la realizzazione, in collaborazione con la società telefonica, delle reti per assicurare le comunicazioni gratuite soldati-famiglie. Militari di ogni grado, a fianco alle autorità locali, sanitarie, agli appartenenti del Corpo dei Vigili del Fuoco, alle forze di polizia, ai funzionari locali e delle prefetture, operano ininterrottamente per ricostruire il tessuto socio-economico dei comuni distrutti e per soddisfare le esigenze di vita delle popolazioni sinistrate. La cura, il vettovagliamento, la tenda, il vestiario, le macerie, la viabilità, il ricovero degli anziani e dei bambini, i sussidi. Questi solo alcuni dei problemi trattati nei centri operativi di settore. L'alimentazione di oltre 75.000 persone, oltre quella dei reparti, l'adeguamento delle razioni, la loro preparazione, il rifornimento idrico, costituisce un impegno senza precedenti per il servizio di commissariato e per il personale addetto alle cucine. Il desiderio di provvedere ai bisogni essenziali delle popolazioni così duramente provate sprona tutti in una gara di emulazione senza pari. Ed ancora viabilità, miglioramento delle tendopoli, rimozione macerie, abbattimento a edifici pericolanti, illuminazione, rifornimento idrico e così via, perché questi sono solo alcuni dei settori di intervento dei genieri del 4° e 5° Corpo d'Armata. Nel Friuli, dopo la prima emergenza, mentre si stanno passando le consegne della gestione delle tendopoli a rappresentanti locali, continua la lunga serie di esempi di fratellanza umana, a testimonianza di una solidarietà che si manifesta completamente nei momenti di pericolo. Come non ricordare il concorso delle forze armate alleate e amiche, tedeschi, americani, canadesi, tra cui la giovane vita del maggiore McBride, austriaci, svizzeri e i francesi con le loro attrezzature perfezionate.
In questa nobile gara si inserisce anche l'esempio di compattezza spirituale dell'Associazione Nazionale Alpini, con l'attività nei cantieri di lavoro, ove funzionari di banca, sacerdoti, insegnanti, insieme agli operai nelle vesti di muratori, carpentieri, idraulici, donano le loro ferie e il materiale da costruzione ai fratelli friulani. La situazione stava lentamente ritornando alla normalità, mentre erano in corso i lavori per fornire ai sinistrati un ricovero meno precario per l'inverno. Le due tremende scosse dell'11 e 15 settembre facevano vacillare la fiducia dei friulani, ponendo le autorità di fronte al grosso problema dell'esodo e del ricovero fuori zona sismica delle popolazioni. La drammaticità della situazione comporta pertanto il ripristino immediato del regime commissariale, la rivitalizzazione delle sale operative e i centri operativi di settore, nonché la costituzione, affidata alla divisione Folgore, in collaborazione con le autorità civili, dei dipartimenti di assistenza costieri di Monfalcone, Grado, Bibione, Lignano, Jesolo e di quello montano di Ravascletto. Il trasporto urgente di migliaia di cittadini verso le località litorali, il censimento delle popolazioni nelle zone di origine e in quelle di ricovero, quale premessa essenziale per il piano dei prefabbricati, la sistemazione nelle nuove località, questi gli impegni dell'esercito nel mese di settembre. Il secondo sisma, caratterizzato fortunatamente da un numero limitato di vittime, vede anche il ridursi dei concorsi generici e l'incremento di quelli tecnici. Censimento e riunioni degli specializzati, acquisizione di nuove macchine sono alcune delle misure adottate dai comandi per fronteggiare la nuova emergenza. Le macerie. Ancora tante macerie da rimuovere, da trasportare e sistemare negli albei dei fiumi. Il ripristino della viabilità stradale e ferroviaria. La riparazione delle linee elettriche. Il trasporto aereo impiegato senza risparmio e l'assegnazione degli alloggi nelle zone di esodo. Il concorso nelle operazioni di vendemmia, a sostegno di una economia fortemente compromessa. E infine il nuovo compito dell'esercito, provvedere, oltre agli interventi di emergenza, all'esecuzione in proprio della costruzione dei prefabbricati in località di ridotte dimensioni, spesso in zone impervie. Si avvia così il piano di prefabbricati dell'esercito in oltre 75 cantieri di lavoro, in 25 comuni, che prevede la messa in opera di 1345 prefabbricati, pari ad oltre 40.000 metri quadrati di superficie abitativa. Costruzioni da montare per 3/4 con il sistema a pioggia, cioè nelle zone indicate dagli stessi proprietari, a ridosso della casa inagibile o presso il podere, e per il restante quarto in agglomerati urbani. E sono ancora una volta i soldati delle divisioni Ariete, Mantova, Folgore, della Brigata Alpina Giulia,
del genio del quarto e del quinto corpo d'armata, con il loro intreccio di dialetti di tutte le regioni d'Italia, ad essere chiamati per una pacifica invasione nelle convalli del Natisone, a Faedis, Taipana, Ragogna, Bordano, Forgaria, Lusevera, Amaro, Fagagna, Reana, Martignacco, Coseano, Enemonzo e in altre piccole comunità per ridare una casa ai fratelli friulani. 190 squadre di personale specializzato, raggruppate in 19 compagnie di formazione, lavorando in turni continuati, hanno potuto completare, prima del tempo programmato, la costruzione dei prefabbricati. Ma al di là del concorso materiale, la partecipazione diretta dell'esercito alla tragedia del Friuli ha soprattutto il significato di conferire fiducia alle popolazioni. Fiducia che con mirabile lucidità un ragazzo di Gemona ha sintetizzato su un foglio di un quaderno di scuola. Io, quando viene il terremoto, vado nella tenda dei soldati, così non ho più paura.